Sesta corsa, una categoria BC. 1 Ranieri, Andrea Baveresi, 2 Venanzo Jet, Lorenzo Baldi, 3 Viola Trio, Marco Stefani, 4 Zinco Top, Antonio Di Nardo, 5 Ula Risaia, TRGF, Antonio Greppi, 6 Veantura, Andrea Farolfi. Seconda fila, 7 Phone Wise AS, Alessandro Gocciadoro. Rinuncia al lancio Veantur, parte piano anche Venanzo Jet, veloci come prevedibile Viola Trio, Zinco Top e Ula Risaia TRGF. Zinco Top riesce a scavalcare Viola Trio. Poi all'esterno Ula Risaia TRGF che si getta di galoppo, quindi Viola Trio seconda alla corda davanti a Ranieri, poi Phone Wise AS, mentre squalificato. di fuori è Veantur in coda al gruppetto Venanzo Jet. Primi 200 metri in 14-1, davanti sempre Zinco Top, davanti a Viola Trio, errore anche di Veantur dopo 400 metri. Squalificato. Tanto 29-9 da parte del figlio di Varen con Antonio Di Nardo che conduce. All'esterno quindi si porta Phone Wise AS, Viola Trio in una buona seconda posizione alla corda davanti a Ranieri, intanto 600 metri in 45-6. Siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre Zinco Top apparigliato da Phone Wise AS, poi l'altra pariglia formata da Viola Trio e Venanzo Jet. Ranieri segue il gruppetto 14-4 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 1 minuto tondo tondo da parte di Zinco Top. Phone Wise AS al suo esterno, comandato da Alessandro Gocciadoro, Viola Trio lì seconda alla corda, chilometri in 1, 14-8, retta di là, sempre Zinco Top alle prese con Phone Wise AS, poi l'altra pariglia formata da Viola Trio, Venanzo Jet, segue il gruppo Ranieri. Siamo a 400 metri dalla conclusione, la frazione delle scuderie passata in 14-2, ancora saldo al comando Zinco Top, sembra perdere un po' di mordente all'esterno Phone Wise AS, Viola Trio lì seconda alla corda, poi Venanzo Jet, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, sempre in vantaggio il figlio di Varen, Phone Wise AS all'esterno, Viola Trio che si butta di dentro, ultimi 100 metri, prende l'open stretch, Viola Trio, Zinco Top cerca di difendersi, la femmina però insiste all'interno e sul palo vicinissimi due, forse Viola Trio, ma da rivedere. Si è gettato di dentro Marco Stefani con la figlia di Nadal Shiba e ha forse bruciato Zinco Top, ma i due sono molto vicini, preferiamo rivedere un replay. Ecco ancora Zinco Top che cerca di difendersi dalla femmina, ma alla fine sul palo è Viola Trio che vince di mezza testa su Zinco Top, mentre al terzo Phone Wise AS. Quindi bella vittoria che viene a replicare l'ottima batteria del Federnat, Viola Trio, Marco Stefani, il training di Paolo Leoni, Michele Favaron, i colori di Federico Orlandi. Viola Trio vince molto bene in open stretch, rivediamo che batte un comunque valido Zinco Top che se l'è fatta al comando. Viola Trio viene a vincere la quota in chiusura di 6,56.